Va ora in onda la rassegna stampa. But when his drinking and lusting and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Buongiorno Antonino, a te la linea, scusate per il ritardo. Buongiorno a te Sveva, don't worry, no problem. Noi cominciamo la nostra trasmissione. Avete ascoltato gli Boney M con Rasputin 1978. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, giovedì 21 di agosto dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente di Giovanni Sallusti, il nostro direttore responsabile, l'Onda Libera di Giulio Cainar, che ha incluse le supposte che ci saranno oggi col sottoscritto alle 10:30, 10:35, e poi c'è la rassegna stampa di Semmi che sto sostituendo io, videopillole e molta altra bella roba ancora. Vi ricordo a quali coordinate incrociamo: 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 0292947222 quando lo dirò io per il telefono, mi raccomando. Di che cosa si parla oggi? Si parla del caso della madre di uno dei 4 rom che hanno tirato giù la signora De Astis con una macchina rubata a Gratosoglio. Si parla del galantuomo che a Malpensa ha ben pensato di sfasciare i monitor e dare fuoco al check-in perché non lo facevano partire con un passaporto scaduto. Guarda un po' i guai della vita. Si parla dell'invasione di Gaza, che è cominciata, soprattutto l'invasione di Gaza City, l'Ucraina, il concorso dei presidi, le ludopatie, il Papa che chiede una giornata di digiuno il 22, ma che è anche al centro di problemi per quanto riguarda la linea del pontificato, perché lui va da una parte mentre la gerarchia italiana va da tutt'altra parte. Di questo tra l'altro parleremo con Riccardo Cascioli, direttore della Nuova Bussola Quotidiana, nel corso di Capitaneria di Porto. I dati sul turismo, allora, c'è o non c'è questo benedetto turismo in Italia? Soprattutto io vi invito a restare con noi, perché alle 9:05, dopo la pausa,
io vi voglio offrire un documento. Ho parlato con Anna Cisint dopo le minacce di morte che ha ricevuto da un pakistano, il quale è stato rispedito ieri al suo paese e non tornerà più in Italia, trovandosi facendo Deborah Serracchiani, perché mi si nota di più se vengo o se non vengo, se dico una cazzata o non la dico. Deborah Serracchiani, anziché pigliare e dire mi dispiace per la Cisint, eccetera, eccetera, ha detto che questo galantuomo che aveva minacciato la Cisint dicendole ti taglio la gola, vedete che finezze, doveva scontare la sua pena qua in Italia. Vabbè, ok, lasciamo perdere. Andiamo con intanto buon lavoro cara Sveva, insomma rifiata un attimo che ora me la vedo io, non ti preoccupare, le 8:48 minuti e 14 secondi, cominciamo con le agenzie. Medio Oriente, iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City, il portavoce delle forze di difesa israeliane conferma che l'esercito dello Stato ebraico ha dato il via alla prima fase dell'invasione terrestre di Gaza City. Le forze militari controllano già la periferia della città. Ucraina, Vance, l'Europa dovrà fare la parte del leone per le garanzie di sicurezza a Kiev. Auguri a tutti noi. Maltempo, allagamenti in Veneto, nubifragi e fulmini in Toscana. Tennis, US Open, Errani Valvassori si confermano campioni del doppio misto. La Premier in Puglia, vacanze blindate per Meloni in Valle d'Itria con la famiglia. Un bolide nel cielo del Giappone era come una palla di fuoco, meteora eccezionalmente luminosa. Poi diamo un'occhiata anche alla ADN Kronos. Eccola qua, guerra Israele-Hamas, IDF annuncia, iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City. L'Ucraina, il piano della Russia in basi in regioni occupate, Putin non si ferma, lo riferisce il Kiev Independent, mostrando come prova fotografie satellitari recenti nelle regioni orientali di Donetsk e Luhansk. Maltempo, allerta meteo arancione oggi 21 agosto in 5 regioni, rischio temporali e nubifragi, allerta gialla in 12 regioni. Regionali, dalla campagna alla Puglia, i nodi da sciogliere nel centrodestra, Tridico per la Calabria e per il centrosinistra, già detto di sì. Uccisa da auto pirata a Milano, fermata madre del ragazzino alla guida, cumulo di pena da scontare. Si trova in carcere a San Vittore, tra i reati una serie di furti commessi dalla donna dal 2017 al 2019. Infine, paura a Malpensa, picchia il fuoco, devasta monitor al Terminal 1 dell'aeroporto e i funerali di Pippo Baudo che finalmente può riposare, si spera in santa pace, con il parroco che ha ricordato che lui aveva detto che il successo, se non c'è altro, non vale niente nella vita, e aveva ragione. La BBC, notizia di apertura, ovviamente i palestinesi scappano da Gaza City nel momento in cui Israele annuncia l'inizio della prima fase dell'attacco. Un portavoce delle forze armate israeliane dice che le truppe aumenteranno il danno alla infrastruttura terroristica gestita da Hamas. Va bene, andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani. Avvenire, il quotidiano dei vescovi. Adesso arrivano le immagini. Ecco che arriva l'immagine di Avvenire. Dai, ce la puoi fare, credo in te. Oh, benissimo. Avvenire, il quotidiano dei vescovi. Il Fatto, l'invito del pontefice cade nella memoria della Beata Vergine Maria Regina, celebrata il 22 agosto. Uniti per la pace. Leone XIV, domani digiuno e preghiera per chi soffre a causa dei conflitti in corso, dalla Russia altri paletti per l'accordo sull'Ucraina, ok di Israele a nuove colonie. L'intervista, il cardinal Mathieu e i cristiani d'Iran, pregare vale più di 1000 parole. Di spalla, welfare, fumarola, Meloni ci convochi, urgente un nuovo patto sociale, manovra, segnale dalla CISL, l'ora di misure espansive. Abbiamo una fotonotizia a centropagina, reportage, la capitale invasa dalle telecamere, tutti sotto controllo per le vie di Pyongyang, e sfido io, è una dittatura. Territorio, a Fonni, la sfida di una giovane sindaca nel cuore della Sardegna, dove avanza il deserto. Tra l'altro a Fonni fanno dei dolcetti niente male, visitate Fonni se potete. Il caso vaccini, Salvini salva Stillaci, non voglio le dimissioni.
Corriere della Sera, mitico Corrierone, Gaza City al via l'occupazione, pace con Kiev, la frenata di Mosca, incertezza sul vertice, Lavrov accusa Bruxelles. Approvato poi il piano per separare la Cisgiordania, addio allo Stato di Palestina, la UE contro la mossa di Netanyahu. Di spalla il caso, fermato un 28enne, da fuoco al check-in, spacca i monitor, paura a Malpensa. Intervista con Yermak, Andriy Yermak, analista appunto ucraino, Putin è realista, discuta con noi sui territori. Ancora Milano per cumulo di pena, autopirata arrestata la madre del tredicenne, quindi proprio di quello che guidava la macchina che ha buttato giù e ha ucciso la signora De Astis. Fotonotizie a centropagina, i funerali, migliaia a Militello, la figlia, un affetto travolgente, cori, applausi per Baudo, ore una stella del cielo. Il soft power cinese dei pupazzi, la Bubu, che sembrano i Monchichi, detto tra noi. Il fenomeno che ha conquistato anche adulti e star, utili su del 400% per Pop Mart. Il ministro Nordio, le mie cene con panatta. Beata Digliu, beato lui, come si dice dalle mie parti in Scozia. Il Fatto Quotidiano, a Putin va l'Ucraina più ricca, Macron sui soldati resta solo, i negoziati, territori conquistati dai russi in 3 anni e mezzo. Fotonotizia a centropagina, che è l'apertura del giornale, Israele invade Gaza, annette la collina E1, Smotrich esulta. Altro chiodo sulla bara dello Stato palestinese, evacuati i Gazawi, Bibi scatena l'IDF nel nord della striscia e migliaia di coloni in Cisgiordania, la Croce Rossa è una nuova catastrofe. Il Giornale, il caso di Milano, arrestata la mamma dei baby killer rom in carcere per furti, aveva addosso oro per migliaia di euro, rifugiato da fuoco al desk partenze e blocca Malpensa. Di spalla verso il riesame, PM all'assalto di Catella, negli atti teorie anticapitale, ne scrive Luca Fazzo. Fotonotizia a centropagina, l'Italia dell'odio, la vergogna delle dottoresse che buttano farmaci israeliani, ma vergognatevi davvero. E sui soldati, cautela di Londra e Berlino, gelo NATO Mosca sulla sicurezza di Kiev, Fazzolari, garanzia all'Ucraina per scoprire se Putin sta bluffando. All'interno l'ideologia woke, l'elite americana in guerra contro il maschio bianco, ma ormai con Trump gli è finito il divertimento. Il reportage, la sfida europea sulle terre rare passa per i vecchi computer, sicurezza, dopo Tutor e autovelox, in strada arriva il sorpassometro. Il Tempo, Pedullah, una keffia non fermerà il tempo. L'ultimo attacco al nostro giornale arriva da Gaetano Pedullah, parlamentare europeo del Movimento 5 Stelle. Ma è l'ennesimo amico di Hannun, il capo delle associazioni filo Hamas. Ci accusano di terrorismo intellettuale. Ma noi non ci faremo intimidire. Ora il caso finisce all'Europarlamento, ne scrive la coraggiosa Giulia Sorrentino alle pagine 2 e 3. L'inchiesta continua, ecco come funziona la rete e i legami tra la sinistra italiana e i filo Hamas nel silenzio dei leader Schlein e Conte. E poi vi ragguaglieremo. Il caso, l'incendiario di Malpensa è un rifugiato maliano. Il Taser avrebbe evitato i danni, sottolinea Roberto Arditti. Italia record in Europa, cresce la dipendenza per le scommesse sportive. La nuova università, medicina e chirurgia, parte la rivoluzione senza i test d'ingresso, caro scuola, aumentano zaini e diari, il salasso è servito. Giusto avantieri nel mercatello parlavamo dei rincari dal 70 fino all'82, è proprio un classico, viene settembre e rincara l'equipaggiamento scolastico. Intervista al ministro Foti, l'idea di Meloni sull'articolo 5 NATO condivisa da Europa e USA, la sinistra rosicona ci danneggia. L'oasi dei libri, gran finale a Sabaudia, ha consegnati i premi Spadolini. Quanto ci manca uno come Giovanni Spadolini, sia come politico che come intellettuale. E poi abbiamo il momento più divertente della rassegna stampa, il tempo di Osho. Per Trump l'Ucraina vale il paradiso, Mosca niente garanzie senza i no. Il premier cinese che si mette un auricolare all'orecchio e ascolta. Sentimo che stanno a dinna a sala ovale. Date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica, Israele taglia in due la Cisgiordania. Sia il piano sugli insediamenti, irrealizzabile lo Stato unico di Palestina. L'ANP condanna, critiche anche dall'Italia, viola il diritto internazionale.
Via libera all'attacco a Gaza City, Tel Aviv richiama 60.000 riservisti. Vertice sull'Ucraina, il gelo di Mosca, la NATO al lavoro sulle garanzie di sicurezza, Lavrov, inutile parlarne senza di noi, Trump a Orban, togliete il veto a Kiev nella UE, un drone russo esplode in Polonia. Schillaci nel mirino anche del PD, ma non per i vaccini. E poi ancora l'addio e i figli ricongiunti, Pippo vi ha voluto bene. La Stampa parla di Dmytro Kuleba, Ucraina sicura solo nell'UE, e poi Tajani, inaccettabile per Bruxelles, violato il diritto internazionale, ira di Macron, si va incontro a una guerra permanente, Netanyahu cancella la Palestina, Israele, la Cisgiordania sarà divisa in due, nella notte via l'assalto a Gaza City. E naturalmente andiamo con, ecco qua, vediamo se riusciamo a mandare questo benedetto messaggio. Sveva, la parola chiave è gorilla, ecco, così lo saprai. A posto, perché ogni tanto la chat non funziona. Comunque dicevamo, l'Italia caccia il mondiale, Antropova racconta, con Egonu mi è servita la mental coach, io la psicologa del volley. Poi ancora, chi abbiamo? La Verità, il ministro asintomatico con la variante Badoglio, gli ex colleghi di Tor Vergata lo definivano camice grigio. La revoca della commissione da lui nominata appena 2 settimane fa conferma i dubbi sulla sua capacità di governare la sanità in autonomia. Schillaci fa filtrare che non si dimetterà, ma gli italiani vogliono sapere se è pavido o condizionato. Washington certifica, l'Europa non è l'UE, Bruxelles è irrilevante, al fianco di Trump ci sono col loro peso differente le singole nazioni, che tra l'altro hanno idee diverse su come risolvere la crisi ucraina, tanto che qualcuno boicotta il tentativo d'accordo. Travolta e uccisa a Milano, arrestata per una serie di furti la madre dei 2 baby killer rom, si fanno chiamare chef e preparano piatti climatici, ma stanno in cucina 24 ore su 24. Ora il femminismo fa tornare le donne ai fornelli, ne scrive Mario Giordano. Libero, la pace e la diplomazia vaticana, il Papa fa, i vescovi disfano. De Leone dialoga con i leader mondiali per fermare la guerra, la CEI pensa solo ad attaccare Trump. Daniele Capezzone ne scrive, lo scontro nella Chiesa, linea Prevost contro linea Zuppi. La mossa del presidente USA, Donald sente Orban per Kiev in Europa, lo zar è il linguaggio della forza, Putin è rimasto il solito comunista, scrive Antonio Socci. Condannata per furto, arrestata la madre del baby rom che guidava l'auto pirata, dati di agosto su vacanze e sbarchi, più turisti, meno migranti, disfattisti, smentiti un'altra volta. Sono le 9, noi ci fermiamo un attimo e ascoltiamo Fabio Frizzi e Vince Tempera con Vai Gorilla del 1975, dopo la pubblicità, e poi torniamo. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
te la linea, Antonino. Grazie Sveva, l'anno era il 1975, il film Vai Gorilla con Fabio Testi è un film che nasce dal fatto che a quel tempo, per effetto dei vari sequestri di persona, la gente cominciò a dotarsi di guardie del corpo. Noi questo pezzo lo prendiamo per raccontarvi di qualcun altro che gira con le guardie del corpo, non per paura di sequestri, ma per la propria incolumità. Questo qualcuno alle 9, 3 minuti e 40 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, nella rassegna stampa è Anna Maria Cisinte, eurodeputata della Lega. Anna Maria Cisinte, lo sapete, in questi giorni è stata minacciata di morte da un tale che in quel di Monfalcone le ha palesemente detto io ti taglio la gola e una volta tanto diciamo che l'Italia è stata abbastanza celere a notificare a questo signore provvedimento di espulsione e rispedirlo al suo paese. Io ne ho parlato con Anna Maria Cisinte, la ringrazio del suo coraggio, la ringrazio della sua testimonianza e vi offro questo documento, dura appena 12 minuti, però credo che avrete modo di sentire da lei stessa come sono andate le cose, come vive questa situazione. Sveva, quando vuoi vai pure. E allora io ho il piacere di ritrovare l'eurodeputata Anna Cisinte, già sindachessa di Monfalcone. Anna, prima di cominciare, un abbraccio grande e tanta solidarietà. Detto questo, possiamo parlare di qualsiasi cosa. Che, cioè, qua siamo arrivati a queste delicatezze, ti taglio la gola. Cioè, che sta succedendo? Ma guarda, diciamo che io sono spessissimo sottoposta a minacce di vario genere e alcune anche davvero gravi. Sono con la protezione già da parecchio tempo e questo perché le minacce che sono arrivate, alcune sono state ritenute molto credibili, molto pericolose e quindi io ho già questa, diciamo, protezione della Polizia di Stato che non finirò mai di ringraziare per tutto, ovviamente è chiaro però che la libertà è un'altra cosa. Certo. Allora cosa è successo? È successo che una sera mi è arrivato un messaggio da parte di cittadini che mi dicono guarda che abbiamo in piazza c'è questo islamico che urla cose gravi verso di te, ce l'ha a morte con te, sono intervenuti ovviamente anche le pattuglie prima della polizia locale e polizia di Stato e appunto lui urlava che doveva uccidermi, già questo una sera, una settimana e mezza fa è accaduto. E lo diceva perché comunque sottolineando il fatto che appunto no, io ho chiuso 3 moschee che aggiungo irregolari e che da molti anni ormai, da quando facevo il sindaco, il regolamento di polizia locale prevede che tu non possa entrare con il volto integralmente coperto negli edifici di proprietà del comune. E quindi lui era lì che urlava e inveiva minacce nei miei confronti. E sono passati altri 7 giorni, la cosa è peggiorata perché lui è proprio venuto a cercarmi e si è messo sotto, poi alla fine sui gradini del municipio, dove appunto c'è questo cartello che dice divieto di entrata con il volto integralmente coperto, e lì ha iniziato a ripetutamente e questo è ciò che anche appunto è emerso dall'ascolto dei cittadini attorno, ma anche da quello che la polizia ci ha detto, ripetutamente alla Cisint taglio la gola e l'ha detto molte volte e ha ripetuto le motivazioni. Un radicalizzato che non ha accettato di rispettare la legge italiana, come lui ha ecceduto ovviamente in una minaccia così grave. Molti altri non fanno la minaccia, però non rispettano comunque né la legge né ciò che siamo come paese.
Per fartela breve, è aumentato il livello di protezione non nel senso che è cresciuto il livello di numero, ma la preoccupazione che ho notato subito nella protezione che ho con la Polizia di Stato. E quindi mi è stato detto che questo era una minaccia veramente molto pericolosa, perché poi questo sa dove abito e tutto il resto. E la cosa terrificante è che ci possono essere persone che appunto poi rimangono in Italia con questo obiettivo, cioè di far fuori qualcuno. In questo caso voglio davvero ringraziare il questore di Gorizia, il prefetto di Gorizia, il Ministero degli Interni, la polizia in generale, perché in 7-8 giorni, 10 giorni, sono riusciti a far risalire sull'aereo e rimandare per sempre, perché non può più tornare in Italia, questo radicalizzato islamico che voleva tagliarmi la gola, perché quello che lui diceva era: io le devo tagliare la gola, e accompagnava quelle parole con il gesto. Ecco, oggi lui è in Bangladesh, Sì. è stato espulso per pericolosità sociale, e io penso che l'Italia abbia acquistato ancora di più, diciamo, ecco, quella dignità che deve avere un paese, che non può accettare che personaggi di questo tipo rimangano a minacciare o a portare avanti un Islam radicalizzato che sto combattendo da ormai 10 anni. Prima nessuno mi credeva, ma io lo vedevo, e oggi invece è il tema che tutti si rendono conto, è un baratro che abbiamo davanti, è sempre più vicino se non si interviene, come è stato fatto molto bene in questo caso. Infatti, ma cioè, come si può, in ogni caso 7 giorni sono sempre 7 giorni, voglio dire, questo se avesse voluto mettere in atto qualche minaccia l'avrebbe potuto fare. Resta un punto però: come può gente così approfittare delle nostre libertà per arrivare addirittura a minacciare di tagliare la gola a una donna? Sì, sì. Perché prima Sì, dell'eurodeputata, quello che vuoi, stiamo parlando di una donna. A proposito, certo. ma tutto questo mondo femminista, no? A te qualcosa l'ha detto? Neanche, guarda, proprio diciamo che il mondo Manco un sospiro femminista. così? Ah, no, niente. No. Ah. Allora, guarda, veramente incredibile che quando si tratta, al di là del fatto che la solidarietà è una parola, poi per me contano i fatti nelle cose, no? Però dal mio mondo, diciamo, dei cittadini, pensa che la cosa incredibile qui sono stati proprio i cittadini, perché i cittadini l'hanno bloccato, cioè è una cosa fantastica. I cittadini mi hanno scritto: guarda che questo qua c'è la morte con te, mi difendevano, no? Ecco, questo è l'aspetto molto bello. La politica si divide in quelli che in tanti, il mio partito è stato vicinissimo da subito con il segretario Salvini, gli amici, le mie amiche bravissime del Parlamento europeo, che combattono con me questa battaglia ogni giorno, la Silvia, la Susanna, la Isabella. Loro sono sempre veramente combattono e sono state immediatamente vicinissime, comprendendo bene di che cosa stessimo parlando. Però anche il mio partito qui in Friuli Venezia Giulia, il segretario Dreosto, il viceministro Gava, si sono immediatamente come dire, fatti vivi, ecco, hanno scritto, Sì. mi sono stati molto vicini, ma poi tutti i militanti, è stato veramente emozionante, perché le nostre chat erano piene di supporto, quindi comunque una vicinanza che senti. Poi il mondo, diciamo, amministrativo, sindaci, veramente ho avuto una vicinanza molto bella. È chiaro che la sinistra non si è fatta viva se non con un consigliere comunale, ex candidato sindaco, che ho apprezzato il fatto che diciamo, ecco, si sia esposto dicendo vicinanza e solidarietà a Moretti, mentre la Serracchiani
ha fatto la sua performance, probabilmente ha bisogno in questo momento di visibilità, quindi davanti a un fatto così grave, che una donna viene minacciata seriamente, perché poi alla sera, quando mi riaccompagnavano a casa, io vedevo l'ansia che aveva la polizia, con le pile guardavano sui tetti, cioè voglio dire, non è una sciocchezza, bisogna provare cosa significa essere sotto scorta, è una cosa che bisogna provare per capire, altrimenti. La Serracchiani cosa dice? Beh no, è sbagliato espellerli, bisogna tenerli qua e fargli scontare i reati in Italia. Ecco, allora io penso, intanto grazie alle forze dell'ordine per quello che hanno fatto e per quello che fanno, e invece non dovrebbero solo essere cacciati, ma cacciati molto prima, e non fatti proprio entrare. Ecco. È il suo partito e la sua sinistra che ci ha messi in queste condizioni, che ancora lei tutela, è uscita con un comunicato che è sbalorditivo. Anna, infatti a proposito dell'espulsione, di espellerli molto prima, anziché fare certi comunicati sbalorditivi, appunto, una nostra ascoltatrice, Luciana da Muggio, oggi infatti chiedeva: ma non è che a questo galantuomo hanno dato il foglio di via e poi quello se n'è andato libero e tranquillo? No. Cioè, lo No, diciamo chiaro, è stato l'hanno messo sull'aereo e lo mettiamo spedito. chiaro, hanno fatto un lavoro veramente egregio. L'hanno espulso non con un foglio di via e dei Gironzola, è salito sull'aereo perché non gli è stato rinnovato il permesso di soggiorno e quindi l'hanno mandato a casa, cioè è salito sull'aereo con un foglio, un documento che dice che per pericolosità sociale non può avere neanche più, non può proprio più tornare. E quindi sì, no, hanno fatto veramente un lavoro veramente molto buono. E quindi, perché lo so perché ho parlato personalmente sia con il sottosegretario Molteni sia con il questore di Gorizia. Quindi so per certo queste cose perché appunto le ho chieste e ho letto quello che hanno fatto. Anna, Bravissimi. so di aver conquistato già i 10 minuti di tempo che mi potevi dare. Allora un'ultima domanda e ti chiedo scusa perché non si entra nelle anime delle persone, diciamo, con il tono dell'elefante nel negozio di cristalli. Per cui se vuoi mi rispondi, se no, no. Ma la sera, no, quando tu ti giri, che ne so, sul fianco destro o sinistro nel letto e c'è silenzio e sei sola con i tuoi pensieri, ma ti viene mai il pensiero di dire chi me l'ha fatto fare? Guarda, ti devo dire la verità, mai mi è venuto il pensiero e per me, come sai, questa è una missione e credo che sono in buona compagnia perché prima di noi tanti ci hanno dato la libertà come paese, no? E quindi io quando così capitano cose gravi come queste, se penso a qualche cosa è a come continuare e anzi implementare ancora di più la battaglia, perché questa è una guerra diversa, ma purtroppo lo è. E quindi penso che ho ragione, che abbiamo ragione, che stiamo dalla parte giusta della storia e quindi no, ti devo dire la verità, non sono il tipo che ho fatto una scelta, quando l'ho fatta poi è stata una scelta posizionarmi e quando l'ho fatta da quella volta non ho mai avuto tentennamenti e ti dirò che anzi mi fanno capire in molte situazioni che per fortuna che si lotta. E allora Anna, avanti, un abbraccio forte e noi saremo con te. Grazie. Grazie a tutti e grazie a te. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva, io sono sempre stato del parere che saranno le donne a salvarci dai mostri e l'intervista che avete sentito, almeno per quanto mi riguarda, mi conferma in questo pensiero. Bene, le 9:17 minuti e 10 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Qualcuno mi scrive le zappe 340 670 9659. Vediamo un po', eccoci qui, solidarietà ad Anna Cisinto, orgogliosa di averla votata. Anna Maria da Vicenza, fa piacere che sia una donna a esprimere solidarietà a un'altra donna, profonda solidarietà alla Cisinto, grazie per la battaglia che porta avanti, un grande abbraccio.
Allora, bella gente, andiamo avanti con la rassegna stampa. Fatemi finire un attimo con le prime pagine dei quotidiani economici, segnatamente Italia Oggi, bilanci falsi, un reato all'anno, ogni anno sociale genera un autonomo reato se il bilancio contiene dati obbligatori non veritieri, niente condotta unica, ma una sequenza di reati istantanei collegati. Ancora, negli USA i camion a guida autonoma trasportano le merci anche di notte col mete avverso, Filippo Merli a pagina 2. I leader occidentali nei vertici sull'Ucraina parlano tra di loro riferendosi ai propri elettori, e poi abbiamo, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi con il diritto e rovescio. L'idea di Giorgia Meloni di estendere all'Ucraina le garanzie previste dall'articolo 5 della NATO. No, Sveva, sono su Italia Oggi, quindi mi sa che la condivisione la interrompe, la riapro subito. Dicevamo, ecco qua, dovrebbe tornare a funzionare adesso. Purtroppo ci succede da qualche giorno, non sappiamo perché. L'idea di Giorgia Meloni, scrive Pierluigi Magnaschi, di estendere all'Ucraina le garanzie previste dall'articolo 5 della NATO sembra aver trovato un'accoglienza positiva. Significa, in parole povere, che se Kiev dopo l'armistizio dovesse essere nuovamente attaccata, l'UE o la NATO interverrebbero per difenderla, un modo per dissuadere Putin dall'obiettivo che ha in mente da molto tempo, papparsi l'Ucraina. Ma al Cremlino potrebbero chiedersi se gli europei non si sono guardati bene finora dal mandare un solo soldato in Ucraina, perché dovrebbero farlo in seguito? Per rispettare un pezzo di carta, magari sottoscritto da un leader che nel frattempo è andato in pensione? E con i pacifisti come la mettiamo? E con gli amici di Putin, che non mancano in nessun paese? Anzi, i russi potrebbero tentare l'azzardo, giusto per mettere alla prova l'UE e ridicolizzarla. Infatti, gli amici del quotidiano in Sicilia, eccoli qui: quando il lavoro c'è, la sicurezza manca, morti bianche già in aumento nella prima metà del 2025, 495 casi contro i 462 registrati nello stesso periodo dello scorso anno, indispensabili più controlli contro chi mette a rischio delle vite. Stabilimenti balneari, la regione diffida i gestori dei lidi, arriva l'ultimatum, 10 giorni per intervenire. Torniamo ora ai quotidiani, perché a questo punto prendo il là dalla conversazione con Anna Maria Cisinte e in particolare ripartiamo da La Verità con Fabio Amendolara, l'amico Fabio Amendolara, che scrive di questo altro galantuomo, perché per uno che se ne va un altro ce lo teniamo. Appicca il fuoco al terminal, da martellate ovunque, Maliano fermato a Malpensa, a cosparso di benzina un rullo trasportatore e innescato l'incendio. L'uomo gode della protezione sussidiaria concessa dalle toghe contro la commissione territoriale. Terminal 1 di Malpensa, ore 10:30 circa. Nell'area partenze, tra i banchi 12 e 13 del check-in, uno straniero di 28 anni originario del Mali ma residente a Milano, che il 16 agosto aveva cercato di smarcarsi su un volo per l'Arabia Saudita con un passaporto falso, pantaloni beige, polo bianca, cappellino da baseball calato sulla fronte e mascherine FFP2 sul volto, comincia a inveire contro il personale. Non ha biglietto né carta d'imbarco ed è senza bagaglio. Per gli addetti di scalo non è un passeggero. Ha in tasca solo un permesso di soggiorno che gli consente di restare in Italia fino al 2027 e una bottiglietta da mezzo litro piena di benzina. All'improvviso appicca fuoco a un rullo trasportabagagli. La gomma si incendia, le fiamme si alzano di circa 2 metri, l'area si riempie di fumo nero. Poi, con un martello che nascondeva in uno zainetto, si scaglia contro i monitor che segnalano gli arrivi e le partenze. Caos, panico, gente che scappa. Sembrano colpi di pistola, ma sono martellate picchiate con violenza sugli strumenti di metallo del desk numero 13 e contro i monitor che segnalano i voli in arrivo e partenza. Le fiamme sono state domate in pochi minuti dai vigili del fuoco. La presenza di fumo ha reso necessaria l'evacuazione del terminal per motivi di sicurezza, spiegano dal comando provinciale. L'aeroporto non si è fermato, voli regolari e nessun ferito. Il protagonista dell'assalto è stato affrontato da un addetto del personale SEA, la società che gestisce il sistema aeroportuale milanese. Dopo avergli chiesto inutilmente di mettere giù il martello, ha atterrato lo straniero, facendosi scudo con un estintore. In suo aiuto sono arrivati alcuni passeggeri e gli addetti alla sicurezza dell'aeroporto.
che hanno recuperato il martello e mantenuto fermo l'aggressore fino all'arrivo degli agenti della Polaria. Quando questi riescono a calmarlo, salta fuori il suo passato. Problemi di tipo psichiatrico, piccoli precedenti per episodi di disturbo della quiete pubblica, una denuncia dei carabinieri scattata martedì per il danneggiamento delle vetrine di un negozio del centro di Milano, aveva usato lo stesso martello, seguita da un ricovero per accertamenti al Niguarda, dal quale si è allontanato senza completare la procedura, e un contorto percorso da richiedente asilo, con una posizione che appare come una fotografia del sistema italiano dell'accoglienza. Da una parte le commissioni territoriali che respingono la domanda, dall'altra i tribunali che convertono le decisioni. La sua storia in Italia comincia nel 2015, niente di meno, quando entra dal confine con la Francia e chiede asilo. La protezione internazionale gli viene concessa, ma al suo rinnovo nel 2019 la commissione territoriale la boccia. Non tutti i requisiti erano in regola. Lui presenta un ricorso. Nel frattempo, grazie alla sospensione del rigetto, è libero di circolare sul territorio nazionale, ma ai controlli risulta sempre nell'Interland milanese. E nel 2021 il Tribunale di Milano, pur riconoscendo l'assenza dei requisiti da rifugiato, ribalta la decisione, riconoscendogli la protezione sussidiaria e valutando il rischio di grave pericolo, trattamenti inumani, se dovesse tornare nel proprio paese d'origine. Per i giudici fino al 2027 può restare in Italia. Dopo l'identificazione e gli accertamenti è stato portato in camera di sicurezza a Varese. Oggi verrà processato per direttissima davanti al giudice monocratico del Tribunale di Busto Arsizio. L'ipotesi per ora è danneggiamento aggravato dall'uso di materiale infiammabile, ma sarà il pubblico ministero di turno a valutarla. Ai poliziotti non ha spiegato le ragioni del suo gesto. Gli investigatori stanno quindi cercando di ricostruire con precisione i suoi movimenti e dare un senso a un'azione che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. I video delle telecamere di sicurezza sono stati acquisiti per stabilire il tragitto sin dall'ingresso a Malpensa e poi al Terminal 1. Straniero, con permesso di protezione internazionale, una delle risorse che ci pagheranno le pensioni, secondo la sinistra, commenta su X il vice premier e leader della Lega Salvini, mentre il capogruppo della Lega in Regione Lombardia, Alessandro Corbetta, ne chiede subito l'espulsione. Basta concessioni facili, chi rappresenta un rischio per la comunità va rimandato indietro subito e chi di seconda generazione delinque va revocata la cittadinanza. Poi ha aggiunto, serve un piano per rimandare a casa delinquenti e clandestini, per difendere la Lombardia e l'Italia da potenziali terroristi, dalla violenza e dal degrado. E si è rivolto a Giorgia Meloni, la Premier ascolti di più la Lega, contro chi delinque e non si integra serve il pugno duro. Resta il paradosso di un sistema che tra rigetti, ricorsi e ribaltoni lascia in Italia chi riesce a entrare in un aeroporto con un martello e una bottiglia di benzina. Ci sono le telecamere, qualcuno le deve pure guardare le telecamere se uno entra e comincia a fare ste robe, no? Così per dire, senza voler fare polemica, per carità. Va bene, oltre a questo c'è l'altro tema, sempre a proposito di gente che si trova a passare di qua e naturalmente ci fa anche qualche regalino. Andiamo su Il Giornale e andando su Il Giornale io vi voglio raccontare l'altra notizia. Vediamo se la trovo perché i miei occhi ormai se ne sono andati da un bel pezzo. Vediamo un po'. Dov'è? Non lo trovo, oddio mio, gli occhi. Vi giuro, certe volte quando uno non trova la notizia è sempre un momento drammatico. Allora, naturalmente io mi sto riferendo, ecco qua, siamo sul Libero, torniamo indietro, poi apriremo anche la pagina politica. Pagina 11 di Libero, arrestata la madre del rom alla guida dell'auto pirata, fermata a Milano con gioielli e soldi in contanti, dovrà scontare più di 3 anni di carcere. Gli agenti della polizia locale di Milano l'hanno pizzicata nell'area verde di Viale da Cermenate, dove proprio a Ferragosto il figlio tredicenne era stato riacciuffato dalle volanti dopo la fuga dalla comunità bergamasca di Torre Boldone.
Paola Sulejmanovic, 33 anni, rom bosniaca, mamma del baby pirata che era alla guida della Citroën DS4 rubata che ha travolto e ucciso Cecilia De Astis, mamma anche del fratellino dodicenne, pure lui a bordo di quell'auto, è stata arrestata e portata in carcere a San Vittore. Sulle sue spalle gravava un cumulo di pene da scontare di 3 anni e 10 mesi per furti, specialmente in abitazioni, commessi dal 2017 al 2019 non solo nel capoluogo lombardo, ma in tutto il nord Italia. Quando i vigili l'hanno raggiunta, le hanno trovata addosso oltre 130 grammi di gioielli d'oro e più di 1.500 euro contanti, con ogni probabilità bottino della vendita di preziosi rubati. E per questo è stata anche denunciata per ricettazione. Un altro colpo alla comunità Coracanè, nomadi musulmani, che dopo un lungo girovagare tra Piemonte e Francia a novembre era tornata nella piazzola sterrata di via Selvanesco, estrema periferia sud-ovest della metropoli, di proprietà di uno di loro, attualmente in galera. Le manette scattate ai polsi della 33enne rappresentano un nuovo segnale per il Tribunale dei minorenni, che dopo aver convalidato l'allontanamento dalle rispettive famiglie dei minorenni responsabili dello schianto mortale, aveva fissato per mercoledì prossimo la prima audizione dei genitori e degli stessi bambini. La domanda che circola è sempre la stessa: sono in grado queste donne, gli uomini sono carcerati o comunque non reperibili, di badare ai propri figli? E alla luce delle ultime vicissitudini la risposta è sempre più chiara. La partita giudiziaria però è ancora tutta da giocare. Intanto manca sempre all'appello l'ultimo piccolo rom del gruppo, che lo scorso 11 di agosto si trovava sull'auto bianca lanciata all'impazzata per le vie di Gratosoglio. Il giorno dopo il blitz degli agenti in via Selvanesco si era allontanato dal campo insieme alla madre, da allora non è stato più rintracciato. Le piste portano alla Barona, altra periferia difficile di Milano, in cui non si contano le occupazioni abusive di alloggi popolari, dove vivrebbero alcuni parenti. È questione di poco, dicono in ambienti investigativi. Una volta riacciuffato sarà spedito anche lui in comunità, esattamente come i due fratelli di qui sopra e la bambina di 11 anni che la polizia locale milanese, insieme alla polizia stradale del Piemonte, avevano intercettato sull'autostrada Torino-Savona, la A6, 2 giorni dopo l'incidente, mentre scappava con la nonna verso il confine di Ventimiglia. Dopo gli interrogatori di settimana prossima comincerà a delinearsi l'azione della magistratura. Passati 15 giorni, lo stesso Tribunale dei minorenni, in composizione collegiale, 2 magistrati di professione e 2 giudici onorari esperti di psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia, deciderà se confermare il collocamento in comunità, revocarlo, modificarne il decreto di convalida. I genitori potrebbero rispondere civilmente per i reati compiuti dai figli, dal furto d'auto all'omicidio stradale per omessa vigilanza. Non solo, in base al decreto Caivano introdotto dal governo potrebbe esserci anche un'ipotesi di reato a loro carico per il mancato rispetto dell'obbligo scolastico. I 4 baby pirati che parlano a malapena l'italiano non risultano infatti iscritti a nessun istituto, cresciuti a elemosine e piccoli furti prima del delitto del Gratosoglio. Anche qui questo viene affidato alla vostra valutazione. Altre zappe al 340 670 9659. Buongiorno signor Antonino, felice di sentirla. Vorrei esprimere un piccolo grande desiderio. Chiunque parli del dispotico e arrogante Putin potrebbe per favore non chiamarlo zar? Quello ci sta credendo. Grazie, un abbraccio Lisa. Ma zar è una convenzione giornalistica, insomma, per riferirsi a lui, come anche sultano è per riferirsi a Erdogan, perché è chiaro che entrambi hanno queste ambizioni imperialiste, quindi tanto ci credono a prescindere da come li chiamiamo noi. Ciao da Sergio, in cosa consiste l'articolo 5 del Trattato della NATO? Grazie e buona giornata. È molto semplice. Se viene colpito un paese che fa parte della NATO, la risposta è collettiva di tutti gli altri messi assieme, in automatico. Antonino, ma sai che l'articolo dell'UE 42,7 sancisce che se uno Stato aderente viene aggredito, gli altri devono aiutarlo a intervenire? Ma nessuno ne parla, nemmeno gli onorevoli di Bruxelles. Vedi tu, Maurizio. Andiamo avanti. Maurizio, però chi pecora si fa e il lupo se la mangia, non è che si può sempre scappare nella vita.
Allora, le 9:32 minuti, andiamo in pausa, torniamo dopo Renato Zero, Sesso OS del 1978, tra poco. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Sesso, mi dispiace niente sesso, sono l'ombra di me stesso, sono ormai ridotto all'osso. Sesso, tutto intorno è sesso, la tua pelle in cartellone, tutto mondo in distorsione. Niente da inventare, niente da maledire, che l'amore sia amore, non un morto da esumare, o affidarsi al sesso e puntare i sentimenti in fondo al cesso. Vita, fa che sia vita, che io schiavo non sia di una squallida idea, che quel letto non sia la chiave di tutto. È vero che ti sai dare, l'amore non è godere, l'amore non è un affare, non è un modo di dire l'amore. Sesso, 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 che la tua non sia una sfida, un dovere il dare, un insulto è il verbo amare. Sesso, una frase senza nesso, forse un compromesso, per chi è già stato fatto fesso. Senza mai invecchiare, con rimorso per tutore, fare finta di cambiare, mentre resta tutto uguale, o affidarsi al sesso, e puntare i sentimenti in fondo al cesso. Ha ha! Vita, ho bisogno di vita, cambia un poco anche tu, cerca d'essere tu, prima che la notte scenda e sia finita. Vita, questo avanzo di vita, questo straccio di vita, vale meno di niente, ha di bello solamente che vita. Sesso, sesso. Sesso, OS. Sesso, OS. OS. Vita, na 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 na, oh vita, ho bisogno di vita, ho bisogno che non sia finita. Donna, è vero che ti sai dare, ma vedi l'amore non è un fatto di ore, non è solo sesso, 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 Di nuovo a te la linea, Antonino. Cari Sorcini, grazie, un abbraccio al vostro Renato. Grandi! Scusate, ma ogni tanto capita. Le 9:37 minuti e 6 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per la rassegna stampa. Parliamo di Ucraina, la Lega attacca Macron, siamo sul Corriere della Sera. Fazzolari, la nostra proposta alternativa ai soldati al fronte. Salvini, il leader francese, si metta caschetta e fucile e vada.
Mentre Giorgia Meloni si gode qualche giorno di relax in Puglia dopo gli incontri a Washington, e Matteo Salvini a prendersi la scena. Trump, coi suoi modi che sembrano irrituali, sta facendo qualcosa che nessuno si aspettava: rimettere uno di fronte all'altro Putin e Zelensky, forse addirittura Budapest dal cattivo Orbán, guarda caso, è la premessa, seguita da un monito ai gufi che a sinistra sperano che la trattativa fallisca. Io spero che vada bene, non disturbiamo quelli che stanno lavorando per la pace. Guerrafondai e bombaroli tacciano. Ed è sempre il leader della Lega a rivendicare anche la posizione italiana in maniera molto meno diplomatica di come lo ha fatto la Premier Meloni. Truppe europee in Ucraina come forza di interposizione o di difesa armata? Assolutamente no. A Milano si dice taches al tram, vacci tu se vuoi, ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in Ucraina, dice il vicepresidente rivolto al presidente francese Macron. E ancora, sicuramente eserciti europei, riarmi europei, debiti comuni europei per comprare missili o macronate simili sono superate. Al posto della Premier parla però il sottosegretario che era presente a Washington, Giovan Battista Fazzolari, e i toni sono molto più pacati. Prima rivendica il ruolo della Meloni come mediatrice tra le parti quando serve, il peso ritrovato dell'Italia, ma soprattutto la nostra posizione che è sul tavolo di un'alleanza tra paesi disposti a intervenire in difesa dell'Ucraina dopo un eventuale accordo di pace sul modello dell'articolo 5 della NATO. È anche un modo per vedere eventuali bluff di Putin, le cui richieste, che finora sono state rese pubbliche, sono quasi provocazioni. Se non accetta che ci siano alcuni paesi che in un'alleanza solo difensiva sono pronti a intervenire nel caso in cui l'accordo di pace fosse violato, di che pace parleremmo? Bella domanda. Ieri sera su ABC, se non sbaglio, sì, intervistato dall'ABC, c'era il generale Clark che comandava, molti di voi lo ricorderanno, comandava la NATO durante la guerra del Kosovo, e il generale Clark spiegava appunto all'intervistatore che questo era il momento per gli Stati Uniti d'America di riuscire a ottenere la fine della guerra come? Mettendo assieme forza e diplomazia. Da un lato l'attività diplomatica appunto per convincere Putin a sedere al tavolo al cessate il fuoco, ma dall'altro anche la forza, non necessariamente militare, ma la forza per dire guarda che la mia è una minaccia credibile, o vieni a più miti consigli oppure ti becchi le sanzioni, ti becchi tutta una serie di cose che probabilmente non ti farebbero piacere. Clark, voglio dire, ha guidato 48 giorni di campagna militare nel Kosovo, ma credo che abbia ragione quando dice che gli Stati Uniti soprattutto debbano far sentire il loro peso. Il che è anche, se volete, tra le righe l'ammissione del fatto che l'Europa non conta niente. Andiamo su Il Giornale. Gian Michele Sin scrive: tentazione di Putin, disertare il summit, lo zar vuole solo la resa dell'Ucraina. Segnali negativi dal Cremlino, che per ora contempla solo la capitolazione di Kiev. Ad avvalorare l'idea di una pia illusione trampiana si è aggiunto Lavrov, il ministro degli esteri russo. Non siamo contrari ad alcun formato né bilaterale né trilaterale, spiega il ministro degli esteri, ma ogni contatto che coinvolga funzionari al vertice deve essere preparato con la massima attenzione. Parole che nel calibrato linguaggio diplomatico del Cremlino equivalgono ad un implicito rifiuto. Un rifiuto ammorbidito soltanto dalla proposta di ricevere Zelensky nella capitale russa, una sorta di pellegrinaggio alla corte del vincitore che, come Mosca sa bene, Kiev non poteva sicuramente accettare. Del resto era difficile attendersi qualcosa di diverso. Il Cremlino da tempo accusa Zelensky di essere un presidente illegittimo, colpevole, nonostante la legge marziale in vigore in Ucraina vieti espressamente lo svolgimento di elezioni, di non aver chiamato il paese alle urne dopo la scadenza del proprio mandato. E il memorandum negoziale presentato da Mosca lo scorso maggio, alla vigilia di una trattativa con gli ucraini in quel di Istanbul, prevede che qualsiasi intesa sia preceduta dallo svolgimento in Ucraina di una regolare elezione presidenziale seguita dall'insediamento del nuovo capo di Stato. In questa logica di delegittimazione rientra l'abitudine del Cremlino e degli apparati governativi di non nominare mai il presidente ucraino, limitandosi a parlare genericamente di regime di Kiev, linguaggio decisamente più moderato di quello adottato dai media russi abituati a liquidare Zelensky come il pagliaccio. Insomma, come spiega l'ideologo e filosofo russo Alexander Dugin,
Accettare l'idea di un bilaterale tra i due presidenti equivarrebbe a mettere da parte tutte queste posizioni e riconoscere il ruolo del nemico. I colloqui tra Putin e Zelensky, scrive Dugin, renderebbero quest'ultimo una figura legittima, mentre in questi anni ci siamo adoperati per sostenere che non è la persona giusta con cui parlare. Sarebbe incoerente. Insomma, anche se Putin non chiede più, come fece a febbraio, che qualsiasi negoziato sulla fine della guerra sia preceduto dalla sostituzione di Zelensky e dei suoi ministri con un governo provvisorio nominato dalle Nazioni Unite, nulla fa pensare a un riconoscimento del presidente ucraino come legittimo interlocutore, a meno che, ed è l'unica possibilità contemplata per ora dal Cremlino, il bilaterale con Putin non preveda la capitolazione dell'Ucraina e l'accettazione da parte di Zelensky di tutte le condizioni dettate da Mosca, dalla cessione del Donetsk alla neutralità e disarmo alla rinuncia alla NATO, ma anziché bilaterale dovremmo chiamarlo capitolazione. A questo punto però sovviene, che ora si è fatta alle 9:43 minuti e 30 secondi, sovviene il Fatto Quotidiano, perché il Fatto Quotidiano a pagina 4-5 presenta il dossier, la linea del fronte anche economica. Putin si è preso la parte più ricca dell'Ucraina. Dopo la guerra Kiev perderebbe il 40% delle sue risorse minerarie, gran parte del suo carbone, molto petrolio e molto gas, oltre a industrie e terre agricole. Ebbene sì, signore e signori. Dal 2014 a quando è iniziata l'invasione, la Russia, direttamente Crimea e indirettamente le province secessioniste del Donbass, controllava già circa il 7% del territorio ucraino. Dopo le alterne vicende di 3 anni e mezzo di guerra, si calcola che al momento l'esercito di Putin ne occupi circa il 21. Si tratta, come detto, di zone ricche che verranno sottratte all'Ucraina del futuro, rendendola con ogni evidenza ancora più dipendente dagli aiuti internazionali, visto il perdurare dei suoi deficit gemelli di bilancio e con l'estero. Ecco qualche stima di quel che Mosca terrebbe con una pace sulla linea del fronte. Industria. Il Donbass, ricco di metalli e carbone, è storicamente una regione industriale, a partire da siderurgia e chimica. Incrociando la mappa dell'occupazione russa con quella della produzione industriale, si può stimare che i territori complessivamente occupati, compresa la Crimea, valgano ben oltre il 30% di quella pre-2014. Per l'agricoltura il discorso non cambia, l'Ucraina è da sempre considerata il granaio d'Europa e le terre occupate dai russi sono un pezzo fondamentale della produzione ucraina di cereali, grano, orzo e mais, come pure di quella della barbabietola. Importante tanto per l'industria che per l'agricoltura è anche la conquista dei porti di Mariupol e Berdyansk sul Mar di Azov, ormai interamente russo. Energia, l'Ucraina ha la più grande riserva europea di carbone, per quasi il 60% in mano russa. Non solo, secondo le stime, al momento l'esercito di Putin controlla all'ingrosso l'80% della produzione di carbone e assedia da vicino l'importante miniera di Pokrovsk, una delle roccaforti delle difese ucraine del Donbass, che è chiusa da mesi. Le acciaierie nel resto del paese hanno già iniziato a rifornirsi dall'estero. La Russia detiene anche il 20% dei giacimenti di gas, l'11% di quelli petroliferi, i secondi più grandi d'Europa, e del valore di circa 85 miliardi di dollari. In sostanza, Putin e soci, tra industria, agricoltura ed energia, toglieranno all'Ucraina post-bellica non solo un bel pezzo di PIL, ma pure una fetta ragguardevole delle sue vitali esportazioni. Minerali critici, l'Ucraina è accreditata del 5% delle risorse minerali mondiali, con un valore stimato in via ovviamente teorica di circa 15.000 miliardi di dollari. Nei 20.000 giacimenti ucraini sono presenti 116 minerali, tra cui 22 dei 34 elementi che l'UE classifica come materie prime critiche per la transizione digitale ed ecologica. Anche un bel pezzo di queste ricchezze si trova nei territori occupati dai russi ed è di gran lunga la loro acquisizione più strategica. Circa il 40% della ricchezza mineraria ucraina, secondo le stime del think tank We Build Ukraine e dell'Istituto Nazionale di Studi Strategici, è oggi controllata da Putin. Per capirci conviene fare un esempio. Si stima che in Ucraina ci siano il 10% delle riserve globali di minerale di ferro, quasi tutte concentrate in 5 zone, 3 delle quali in mani russe. Il paese è poi tra i 10 con più riserve di titanio, di cui copre il 7% della produzione globale, come pure di manganese e grafite, quest'ultima fondamentale per gli anodi delle batterie, oggi di fatto monopolio cinese.
ed è il quinto produttore mondiale di gallio, semiconduttori a LED, e si potrebbe continuare, tantalio, cesio, stronzio e così via. Anche i giacimenti di questi elementi si trovano in gran parte nei territori occupati dai russi e per una ragione molto semplice. Antonino, mi senti? Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online
semplicemente radiolibertà.net. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva. E il computer, essendo americano, avendo sentito parlare un po' troppo di Russia, chiaramente si è riavviato da solo, ha espresso il suo disappunto. Comunque, spero abbiate ascoltato Ennio Morricone per qualche dollaro in più del 1965. Noi riprendiamo con la nostra rassegna stampa. Sveva, la condivisione è attivata, quindi dovresti vedermi, credo. Allora, andiamo adesso, chiudiamo appunto questa parte sul Fatto Quotidiano a proposito della Russia e del territorio conquistato in Ucraina. L'equivoco terre rare, se ne è parlato molto, ma in Ucraina non esistono progetti minerari che riguardano i 17 elementi della tavola periodica detti terre rare, scandrio, ittrio, i 15 lantanoidi, fondamentali nell'industria tech, la difesa e la transizione verde. Il servizio geologico ucraino però stima ce ne siano grandi quantità. Va detto peraltro che le terre rare non sono poi così rare, il problema è solo quanto è facile e conveniente estrarle, e di quelle ucraine sappiamo troppo poco per dirlo. Così il Fatto Quotidiano. Adesso noi cambiamo argomento, passiamo a Gaza. Credo sia inutile ragguagliarvi con quello che hanno scritto ieri i giornali, vi do invece l'aggiornamento dalla BBC, eccola qua. I palestinesi fuggono dai quartieri di Gaza City nel momento in cui Israele annuncia che è cominciato il primo step del suo assalto. I palestinesi stanno scappando da parti di Gaza City dopo che l'esercito israeliano ha iniziato la prima fase della già pianificata offensiva di terra. Questo è quello che dicono i funzionari di Hamas in quel di Gaza. Le truppe di Israele hanno stabilito una testa di ponte alla periferia della città che alloggia oltre 1 milione di palestinesi dopo giorni di intensi bombardamenti e scambi di fuoco di artiglieria. Questo ha spinto il segretario dell'ONU, il segretario generale Antonio Guterres, a rinnovare le richieste per un cessate il fuoco immediato per evitare la morte e la distruzione che un assalto inevitabilmente finirebbe per causare. Israele vuole segnalare che sta spingendo sul suo piano di conquistare tutta Gaza City, malgrado le critiche internazionali. Centinaia di palestinesi nelle frazioni di Zeytun e di Sabra, nei quartieri di Zeytun e di Sabra, Gaza City, hanno lasciato la città spostandosi nella zona nord-ovest. Un portavoce delle forze armate dice che le truppe stanno già operando a Zeytun e Jabalia, questo per porre le basi per l'offensiva che il ministro della difesa Israel Katz ha approvato martedì e che sarà diciamo così presentata al gabinetto di sicurezza alla fine di questa settimana. Circa 60.000 riservisti sono stati richiamati per l'inizio di settembre in modo tale da liberare il personale in servizio attivo che sarà destinato all'operazione. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha detto che sta abbreviando le scadenze per assediare quella che descrive come l'ultima roccaforte del terrore che si trova a Gaza. In una dichiarazione Hamas ha accusato il leader israeliano di continuare una guerra brutale contro i civili innocenti di Gaza City e ha criticato quello che secondo esso è la sua assoluta mancanza di rispetto nei confronti di una nuova proposta di cessate il fuoco da parte dei mediatori regionali, cioè il Qatar. Israele ancora infatti non ha risposto formalmente a questo piano. Centinaia di migliaia di palestinesi a Gaza City probabilmente riceveranno l'ordine di evacuazione e dovranno spostarsi nella zona sud di Gaza
in qualità come preparazione per l'inizio delle operazioni di conquista da parte di Israele. Molti degli alleati israeliani hanno condannato questo piano. Il presidente francese Macron addirittura ha avvertito mercoledì che può solo portare al disastro sia per la gente che dei rischi che si allungheranno sull'intera regione fino a una guerra praticamente senza fine. Il Comitato internazionale della Croce Rossa nel frattempo ha dichiarato che l'intensificazione delle ostilità e ulteriori sfollati rischiano di peggiorare una situazione già catastrofica per la popolazione di Gaza, che ammonta a 2,1 milioni di anime. Il governo israeliano ha anche annunciato la sua intenzione di conquistare l'intera striscia di Gaza dopo i colloqui indiretti con Hamas e su un cessate il fuoco, colloqui che sono stati infruttuosi sia per il cessate il fuoco che il rilascio degli ostaggi, e questi colloqui si sono tenuti il mese scorso. Parlando poi a un briefing trasmesso per televisione ieri, mercoledì, il portavoce delle forze di difesa israeliane, il brigadier generale Effi Defrin, ha detto che Hamas è stato pesantemente colpito e danneggiato dopo 22 mesi di guerra. Noi porteremo ancora a un livello superiore il danno ad Hamas in quel di Gaza City, che è una roccaforte di terrore governativo e militare dell'organizzazione terroristica, ha aggiunto appunto il generale Defrin. Noi aumenteremo il danno all'infrastruttura del terrore sopra e sottoterra e soprattutto taglieremo la dipendenza della popolazione da Hamas. Ma Defrin ha anche detto che le IDF non stanno aspettando di cominciare l'operazione. Abbiamo iniziato le operazioni preliminari e già adesso le forze dell'IDF hanno conquistato la periferia di Gaza City. Questo è quanto accade in queste ore di intensi combattimenti, signore e signori. Mentre questo accade, perché noi in questo paese ci distinguiamo sempre per le cazzate, mentre questo accade c'è qualcuno che ritiene, in virtù di una laurea da dottore, di una laurea da medico, di fare un gesto che è tutto fuorché medico e fuorché scientifico. Pagina 9 del giornale, eccoci qua, scenari politici, l'Italia dell'odio, il medico getta via farmaci israeliani, nel cestino i prodotti Teva, scoppia la bufera, poi la dottoressa e l'infermiera chiedono scusa. Un altro video virale che smaschera l'estremismo dei boicottatori di Israele, al centro ancora l'azienda farmaceutica israeliana Teva, che produce anche diversi prodotti salvavite e antitumorali, da mesi nel mirino di un movimento di ostracismo e boicottaggio contro lo Stato ebraico, che non è una critica al governo, ma si estende alle imprese, persino quelle di un settore così delicato come il farmaceutico. Il palcoscenico è TikTok, lo scenario è un ambulatorio pubblico in Toscana, le protagoniste un'infermiera e una dottoressa. Sorridono, filmano, quindi buttano nel cestino sotto la scrivania dei farmaci di Teva. Il tutto per protestare contro il genocidio a Gaza. Non è uno scherzo, è una messa in scena consapevole, fatta dentro una struttura sanitaria pubblica, da chi dovrebbe curare, non fare propaganda, il commento della pagina Free for Future che ha diffuso il filmato. In effetti le due autrici della piazzata, a beneficio dei social, lavorano alla Casa della Salute del comune di Pratovecchio Stia, provincia di Arezzo, struttura ambulatoriale pubblica della regione toscana. Ecco, è appena il caso di dire che Teva ha anche degli stabilimenti in Italia. In Toscana, visto che sono prevalentemente tutti di sinistra, dovrebbero tutelare i posti di lavoro. Se buttano le medicine Teva non ha più convenienza a produrre in Italia, chiude gli stabilimenti e ci ritroviamo sul groppone i disoccupati. Complimenti, siete dei premi Nobel dell'intelligenza. Pausa e ci sentiamo i Village People, Macho Man del 78 e torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Radio Libertà, veniamo da una lunga storia.
e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Macho, baby. Body, body, body. Alright, body, wanna feel my body. Wanna feel my body, baby. Body, alright, body, come and feel my body. Come and feel my body, baby. Body. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva, le 10:05, anzi le 10:06 in questo momento. Allora, 3 cose per chiudere la rassegna stampa odierna e poi apriamo il telefono allo 0292947222. Scusate, abbiamo anche delle vostre zappe al 340-670-9659. Secondo me Trump e Putin si sono già accordati sullo sfruttamento delle terre rare, sarà l'America a sfruttarle. Questa è la condizione per fermare la guerra. Business is business, io credo. Poi nessuno era presente al loro colloquio. Ancora, non sarà l'articolo 5 a fermare Putin, ma sarà l'America dentro l'Ucraina. Riccardo, ciao Antonino, ciao Riccardo. Che ne pensi dell'urbanistica milanese di Salah al di là dei processi? Grazie, un caro saluto. Penso che ha devastato il tessuto sociale di questa città perché va bene valorizzare i quartieri, va bene che dove c'erano le aziende, le fabbriche, quello che vuoi, ora ci sono i posti da fighetti che costano un sacco di soldi, ma niente è stato fatto per le periferie. Il che da gente di sinistra che dovrebbe essere del popolo, capisci bene che mi prende in controsenso. E a proposito di gente di sinistra, siamo su Repubblica, sapete che ieri è venuto fuori il caso
Ulivieri, che ha chiesto il boicottaggio di Israele dal calcio. Ulivieri, giusto il boicottaggio, gli attacchi di Salvini, lo sport non può allenare l'indifferenza. Vi accusano di fare politica. Io ho sempre davanti la lezione dell'avvocato Campana che capeggiava il sindacato calciatori: aprirsi al mondo, non chiudersi solo sul calcio. Quindi avremo dichiarazioni degli allenatori evidentemente pure sulla legge sull'eutanasia, sull'aborto, sullo spread, sui bot, sulla gestione del paese e così via. Dicono Ulivieri è comunista. Sì, lo sono, ma i bambini che muoiono a Gaza non sono né di destra né di sinistra. Ulivieri, non erano di destra e di sinistra manco quelli di Israele morti il 7 di ottobre, anche i fratelli Bibas, caro Ulivieri. Quando abbiamo preso la decisione all'unanimità mi sono commosso. Cosa fa un sindacato allenatori? Pure i corsi nelle carceri, aiutiamo i disabili, siamo stati a insegnare calcio a Sabra e Sciatila. Le rinfacciano di aver taciuto quando i russi hanno invaso l'Ucraina. Ma cosa avrei dovuto dire se la Russia è stata messa fuori da ogni competizione sportiva? Il Foglio ha scritto che lei non ha mai vinto niente. Non ero buono per i grandi club, ho allenato 10 anni in Serie A, sono stato promosso con la Samp e il Bologna, ho vinto 3 campionati in C. Chi sono stati i maestri? Sacchi, Zeman e Gasperini. Vediamo un po' dov'è. Che cosa pensa di Putin? Il peggio che si possa pensare. Di Trump un po' peggio. Netanyahu è stato definito criminale di guerra anche lui come Putin, deve stare attento a dove va. Meloni, non mi garba questa cosa che siamo così attaccati a Trump. Pensa che la vostra petizione alla fine avrà successo? Non so, intanto è bene che se ne parli, che si apra un dibattito. L'abbiamo fatto per smuovere le acque. Salvini non ha gradito la vostra richiesta di escludere Israele dallo sport. Anche gli allenatori pigliano i treni, Che cazzo di risposta? Scusate, veramente. Perdonate, ma mi è venuto proprio spontaneo, scusate. Va bene, chiudiamo qui con Salvini contro l'obbligo, la questione appunto, il caso Schillaci, la Schlein difendono i no-vax. Leader della Lega abbassa i toni sul ministro Orazio Schillaci, ora lo alza contro la stessa obbligatorietà vaccinale, giusto avere dei dubbi, dice, scatenando un nuovo polverone di polemiche con la segretaria Dem Elly Schlein che attacca. Questo governo pensa solo ai Novax, dice, chiedendo quindi chiarezza allo stesso ministro, sfidandolo a battere i pugni al tavolo a Palazzo Chigi per ottenere maggiori risorse per il sistema sanitario. Ultimo scorcio d'estate, infuocato quello che si respira al Dicastero della Salute. Il telefono di Schillaci non smette di squillare, la comunità scientifica che gli manifesta vicinanza per gli attacchi ricevuti da Lega e Fratelli d'Italia sulla revoca del NITAG. E nonostante il Carroccio insista su posizioni ammiccanti al mondo Novax, lo Schillaci pensiero continua ad andare in tutt'altra direzione. Le polemiche sul nostro lavoro, a detta dei suoi collaboratori rientrando al Ministero, stanno finendo e adesso bisogna iniziare a pensare alla prossima manovra e a guardare ai prossimi impegni. Quindi Schillaci fa spallucce. Guardiamo, diamo un'occhiata anche su Libero, andiamo a pagina 12. Abbiamo già un altro candidato per Antonino, scusami se ti interrompo, c'è una chiamata quando vuoi. Un attimo, perché io prima devo dare questa notizia. Okay. Propaganda elettorale, siamo sul Libero, Tridico in campo per dare il reddito grillino ai calabresi, l'ex presidente INPS, oggi europarlamentare 5 Stelle, in poll per sfidare l'uscente Occhiuto, vuole introdurre l'assegno regionale di cittadinanza. L'europarlamentare Pasquale Tridico è stato a lungo incerto se correre come candidato presidente alla regione Calabria per il Campolargo. Ha trasferito a Bruxelles la famiglia appena un anno fa, dopo essere stato eletto con quasi 120.000 preferenze. Ha sempre pensato al ritorno nella terra come un passo indietro anziché un passo avanti. I maligni infatti sostengono che l'economista grillino abbia consentito solo perché la sfida si annuncia impossibile, con l'esponente del centrodestra convinto di superare il 60% dei consensi. I maligni aggiungono anche che proprio per questo Giuseppi, quando ha preso il dossier Calabria in mano dopo Ferragosto, si sia deciso a puntare su di lui per sfregiare con una sconfitta quello che è l'altro professore del movimento, l'unico che ha un curriculum accademico migliore, può parlargli da pari a pari, e cioè stiamo parlando di chi non si sa.
Aspettate un attimo che cerchiamo di chiarirlo. Quello che è certo è che l'ex premier non ha dovuto insistere più di tanto, ci sono proposte che non si possono rifiutare. Nella terna che 5 Stelle propone agli alleati del campo largo ci sono anche le parlamentari Veronica Baldino, Anna Laura Orrico, ma il nome dell'ex presidente dell'INPS pare l'unico in grado di non provocare divisioni dentro Movimento e Campo Largo. Il punto qualificante del programma elettorale sarà infatti il reddito di cittadinanza per i calabresi, e chi meglio del suo inventore, Tridico appunto, può prometterla ai votanti? Il fatto poi che non ci siano i soldi perché l'operazione costa 300 milioni e non può essere finanziata solo con i fondi europei, che sono di meno, è un dettaglio nella politica pentastellata. Quando si tratta di numeri, l'avvocato Giuseppi Favelle non calcola, segue lo spirito guida di Cettola Qualunque più che la realtà algebrica. Con questo chiudiamo la rassegna stampa. Pronto? Chi è là? Sì, pronto? Buongiorno, sì, Gino, buongiorno. Signor Antonino, Gino, nulla, ho avuto occasione, tanto per portare questa notizia che non se ne parla mai, ho avuto occasione di conoscere da qualche tempo un sacerdote del Nicaragua. Sì. Sapete quanti Ortega, il presidente, ne ha arrestati e poi costretti all'esilio grazie al Vaticano? Circa 245, di cui un buon numero è qui in Italia. Ecco, questi sono i regimi comunisti. Addirittura in Nicaragua temono la religione. Il regime comunista la vede come opposizione. Il vescovo Alvarez è stato condannato a 28 anni, per fortuna anche lui ora è in esilio, ma no, in esilio non possono rientrare, perché se rientrano li arrestano. Questi sono i regimi comunisti che assomigliano molto a quello del signor Putin, ricordiamoci di Navalny e tanti altri che sono stati rinchiusi ed eliminati. Ecco, volevo solo portarvi questa informazione. Grazie. C'è una differenza però, caro Gino. Intanto grazie alla tua telefonata e grazie per aver ricordato Ortega, che addirittura fa il controllo sulle omelie dei preti in chiesa, questo in nome della libertà di religione. La differenza tra, tu parlavi di Putin, lì il potere ortodosso, la Chiesa ortodossa, essendo una Chiesa nazionale, nei fatti non è una Chiesa libera. Difatti dai tempi di Pietro il Grande c'è questa commistione malsana tra il potere politico e il potere religioso e fanno tienimi che ti tengo. Mentre invece una Chiesa come la Chiesa Cattolica, che ha lo Stato città del Vaticano e dunque la sua indipendenza, diventa una forza morale molto pericolosa. E questo ti spiega perché, per esempio, in Cina i cattolici rimasti fedeli al Papa di Roma continuano a essere perseguitati, malgrado l'accordo al ribasso fatto da Bergoglio, costringendo il cardinale Parolin a firmarlo, e questo ti spiega per quale motivo in Nicaragua la Chiesa sia un problema, proprio perché è libera e di conseguenza, non avendo un potere statale a cui appoggiarsi, ma solo la sua forza, diventa molto pericolosa da gestire. Altra telefonata, pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Carissimo. Mi voglio agganciare un attimo alla vicenda della Cisint e dell'espulsione, cioè / rimpatrio del personaggio pericoloso. Yes. Allora, da quello che io sapevo è che senza l'accordo del paese d'origine dell'immigrato non potevano avvenire i rimpatri, almeno era quello che ci raccontava la sinistra. Ma allora si può rimpatriare i personaggi pericolosi? Spiegamela tu la cosa, perché finora almeno da quello che ci viene detto non si poteva fare. Allora c'è un mare di personaggi pericolosi nel nostro paese che, se si vuole, in qualche giorno possono essere rimpatriati. Spiegamela tu, ti lascio. Ciao, grazie. Ma guarda, io non ho niente da spiegare. Io è 2 anni e mezzo che vedo la Premier che si agita in tutti i modi e per sua stessa ammissione non ci dorme la notte per vedere di far funzionare il centro espulsioni in Albania. Il governo ha fatto veramente le umane e divine cose e puntualmente si è trovato davanti 3-4 giudici che ogni volta hanno buttato la palla in tribuna
fino ad arrivare al punto che ha parlato l'Unione Europea, addirittura l'Unione Europea ora ha stabilito che sono i giudici a decidere sulle decisioni politiche del governo, perché nel momento in cui il governo decide che quel paese è un paese sicuro per l'espulsione, il giudice comunque può intervenire, dire la sua e deve chiedere informazioni. E sapete a chi è che le deve chiedere? Al Ministero degli Esteri, che è organo del governo, perché come fa un magistrato a Vibo Valentia, a Sondrio o chissà dove a sapere se lo Stato tal dei tali è un paese sicuro oppure no? Che fa? Legge Wikipedia? Wikipedia può essere uno strumento autorevole per decidere se uno Stato sia sicuro oppure no? Oppure deve chiederlo alle nostre feluche che evidentemente, essendo in prima fila ed essendo sul campo a rischiare la vita molto spesso, naturalmente conoscono la situazione e ti possono dire qui sì, qui no? Vedete che corticircuiti assurdi che si creano, che basta dai, veramente. Certe volte penso a Trump che ha rispolverato una legge del 1798, signori, sia pure novellata nel 1918 e poi negli anni 40. Cioè, sta legge l'hanno fatta 4 giorni dopo la nascita di Giacomo Leopardi, per chiarirci. Quella legge è ancora lì e con quella legge lui espelle la gente. Punto. La gente ha votato questa coalizione perché voleva un'Italia con i porti chiusi, sì o no? Ha avuto il diritto di votarla, sì o no? E allora basta, non è che ogni volta possiamo stare a fare il discorso col bilancino e quella... Anzi, sapete che cosa stavo pensando mentre vi leggevo la notizia di quel galantuomo che a Malpensa è entrato col martello e mezzo litro di benzina e ha fatto il casino che ha fatto? Che io mi auguro che quel signore che l'ha atterrato usando l'estintore non venga processato, perché qui è capace che questo signore che ha bloccato questo tizio mentre gli altri colleghi lo immobilizzavano in attesa che arrivasse la Polaria, io temo che questo signore finisca per essere indagato. E allora poi dovremo vedere se c'era proporzione, se uno quando dà in escandescenze sta bruciando un banco del check-in di un aeroporto può essere atterrato facendosi scudo con un estintore oppure no. Così ha scritto Fabio Mendolare. Lo ha atterrato facendosi scudo con l'estintore. Siamo qua. Poi ancora siamo in un paese nel quale puntualmente no, il taser no, le espulsioni no, e le cose no. Ma che vogliamo fare? Guardate anche la vicenda di Gratosoglio. La madre di questo ragazzino, quello che era alla guida della macchina che ha tirato giù quella povera donna, bene, la madre che ai giornalisti, mi dispiace, piango per la signora, piango per il bambino, dopodiché ti beccano con 1.500 euro contanti addosso e loro. Cioè siamo sempre lì, insomma, non c'è proprio possibilità di cambiarle certe cose. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Buongiorno Antonino, sono Mario, chiamo da Varese, buongiorno. Ben trovato Mario. Buongiorno. Appunto parlando di quello lì che a Malpensa ha dato quello, leggevo su internet prima un attimo che praticamente aveva un movente questo, siccome adesso vogliono dargli anche un movente, che dici, beh poverino non aveva tutti i torti, no, ma qui è da fuori di testa, perché non l'avevano fatto partire col volo che non aveva i documenti regolari. Giustamente se non sei regolari, come io oggi con quello che succede sugli aerei in aeroporto, non l'hanno fatto andare, perciò loro stanno cercando ancora di scusarlo, aveva un movente perché non l'ha. No, ma sei scemo, come se a me un vigile mi dà la multa, lo ammazzo e c'è il movente perché mi ha dato la multa. No, ma siamo fuori di testa qui. Cioè quel mondo veramente qui si sta portando fuori. Quello che non è regolare diventa regolare. Cioè a sto punto noi che cerchiamo di andare più regolari possibili siamo dei coglioni. Mi scusi Antonino, ma io la vedo in questo punto. Cioè qui bisogna piantare tutti di lavorare, di fare bravi, di pagare, di fare, perché hanno molti più diritti i delinquenti e chi evade la legge, cioè chi va contro la legge. Qui veramente ci stiamo portando fuori. Ringraziamo il PD, la SLAI, ringraziamo non so chi, Bonelli, Fratoianni, Conte, che come diceva lei io ho sempre chiamato Conte la qualunque. Non so, qui il mondo, cosa bisogna fare per stare a sto mondo? Non lo so. Senti, ti faccio una domanda. Ti faccio una domanda. Se anziché
perché Fabio Amendolara appunto nel pezzo sulla Verità ricordava proprio che aveva provato a imbarcarsi per l'Arabia Saudita col passaporto falso. Se anziché questo signore ieri alla Malpensa fosse entrato Antonino Danna, cioè io, fossi entrato con lo zainetto, col martello e mezzo litro di benzina, avessi dato in escandescenza dando fuoco al banco del check-in, no? Ma avessero bloccato e tutto il resto. Secondo voi oggi di me che cosa si direbbe? No, a parte il fatto che si direbbe che ero un delinquente, ma lei andava in galera, come è successo a me in aeroporto, perché avevo la cosa, come si chiama, della schiuma da barba. Cioè questo è riuscito a entrare in aeroporto con una tanica di benzina e un martello. No, ma Una bottiglietta, comunque con la benzina. Agli aerei, questo. Va bene, guarda, per quello le dico, io non so qui a sto mondo, cioè, come qualcuno ci insegni come bisogna, io non sono più capace di stare a questo mondo, perché lavori, non ti avanza niente, fai una fatica della Madonna ad arrivare a fine mese, cerchi, le tasse aumentano sempre di più, il lavoro è sempre meno, ringraziando, noi lavoriamo con l'edilizia, ringraziando sempre il Conte la qualunque, no? Cioè 110% i suoi bonus, lui era convinto che siamo come la Cina, che stampiamo i soldi se non ci sono. Qual è il problema? Cioè noi abbiamo gente così, come un Bonelli che vuole mandare i più delinquenti al Parlamento europeo, loro passano e te devi pagare. Mi spieghi lei come bisogna fare a questo mondo? Buona giornata, salve. Buona giornata a te carissimo, ma molto semplicemente una crociata per il buon senso. Dobbiamo recuperare il buon senso, non possiamo accettare partiti politici o comunque non possiamo dare fiducia a partiti politici, realtà, movimenti, personaggi che ti vengono a dire vabbè, tanto alla fine una soluzione, qualcosina a tutti. No, qualcosina a tutti niente. Chi è più bravo è giusto che abbia di più, come diceva la Thatcher. Tu devi garantire un minimo, ma non puoi far diventare il minimo lo standard per tutti quanti, non puoi fiaccare la gente, non puoi, non devi. Cioè il fatto che io mi trovi davanti, e lo dico da calabrese, mo ci vuole, sembra quando Salvini dice lo dico da papà, ecco, io lo dico da calabrese, a me piange sangue il cuore l'idea che ci sia un signore cattedratico di fama come Pasquale Tridico, ex presidente dell'INPS, quello che volete, il cui programma per la regione Calabria non è pigliare gli 'ndranghetisti e spedirli in galera, costruire le condizioni per generare lavoro e sviluppo, ma è offrire il reddito di cittadinanza ai calabresi. E a me veramente piange sangue al cuore, perché vuol dire, molto semplicemente, che certe logiche feudali non le sradichi più. Come si fa a votare per uno che viene da te e ti dice: "Senti, non è problema se c'è l''ndrangheta, non è problema se il PIL va male, se la sanità addirittura c'erano, come si chiama, i bilanci tramandati per via orale. Non è un problema se ci sono ospedali in cui c'hanno 13 autieri, ma non hanno altrettante ambulanze, però percepiscono lo stipendio lo stesso. Vieni qui, ti do io il reddito di cittadinanza, sol perché sei stato partorito in Calabria e ivi risiedi." Io lo trovo un insulto ai calabresi. Cioè significa proprio trattarli veramente come una sorta di terzo mondo. Io mi sento trattato da terzo mondo da uno che viene da un partito che viene e mi propone come prima e più importante misura il reddito di cittadinanza. Perché vuol dire che tu non è che mi vuoi, non è la politica, diceva Paolo VI, è la più alta forma di carità possibile. Ma nel proporre il reddito di cittadinanza non ce n'è misericordia, non ce n'è. Non è misericordioso, è semplicemente considerarti carne da cabina elettorale. Ecco cosa sei. Sei solo un utile idiota che va lì e mette il voto.
votate con me che vi do il reddito di cittadinanza. E il terzo mondo vota, perché nel momento in cui tu proponi questo come prima misura, tu mi stai considerando terzo mondo, e io che ho 2500 anni di civiltà sulle spalle non mi faccio considerare terzo mondo da nessuno, nemmeno da Dio in persona. Questa dovrebbe essere la risposta a uno che si permette di venire, cioè il signor Conte prima di tutto, che si permette di candidare Tridico dicendo: guardate che la misura più importante è il reddito di cittadinanza ai calabresi. Io non accetto elemosine. Non accetto elemosine. Però questa è la democrazia, ragazzi, no? Guardate, io concludo con molta amarezza questa edizione di oggi della rassegna stampa, perché poi uno pensa a queste cose, pensa ai tanti sacrifici fatti. Cioè, io avevo 18 anni quando me ne sono andato. E dopo ho vissuto più della metà della mia vita qui. Ho visto i due mondi, ho visto come si è evoluto uno e come si è involuto l'altro. E a maggior ragione io non posso accettare che i miei compaesani, che i miei compatrioti vengano considerati carne da cabina elettorale. No, scusate, ma io questo non lo accetto e trovo tutto questo un insulto ai calabresi onesti, a quelli che ogni mattina si alzano e si fanno un culo così lavorando come le bestie. Lo trovo veramente un insulto, perché così il meridione d'Italia non cambierà mai, la Calabria non cambierà mai. Perché tanto, alla fine del mese, che i 4 soldi ci sono, il pezzotto per vedere la partita ce l'hai, nel frigo 4 cose da mangiare ce l'hai, magari un lavoretto in nero, andiamo avanti così. Dio li perdoni, veramente. Va bene, chiudiamo qua con Jackie James, Innamorata del 1976, tra poco l'Onda Libera e soprattutto le supposte, avete già idea di che cosa parleremo, io e Giulio Cainarca, tra poco. Come fai tu tra le tue ciglia? I capelli tuoi me li sento qui tra le mani mie, che meraviglia. E poi tu, mentre vai al buio, qui all'orecchio mio, dici che ti sei innamorata. E capisco io che al chiuso qui questa sera noi non si può stare. E scendiamo giù di corsa noi, dove tu vuoi, in riva al mare. Tra le tue ciglia, i capelli tuoi me li sento qui tra le mani mie, na na
Avete ascoltato la rassegna stampa.